Prima lo stop della pandemia, poi la guerra, che nel settore turistico ha paralizzato soprattutto gli arrivi dall'estero, penalizzando città d'arte e città termali. Ma Vicenza, tra le città d'arte della regione, è stata quella a risentire meno in questi 2 anni in termini di calo di presenze, registrando tra il 2019 e il 2021 un meno 34% rispetto al meno 58% di Venezia, al meno 40% di Padova o al meno 38% di Treviso, segno che il turismo, tra i volani economici della città, ha tenuto ridisegnando la geografia delle mete territoriali. Che è vero che questa regione attira molti turisti stranieri, però è anche vero che negli ultimi 2 anni sono aumentate molto le presenze degli italiani. Vicenza da questo punto di vista, tra tutte le città d'arte della regione Veneto, è stata la città che ha performato meglio delle altre, così come anche i colli vicentini hanno avuto un incremento rispetto al passato molto importante. Turismo che in questi primi mesi del 2022 resta condizionato dall'instabilità politica dell'Est Europa e che guarda alla prima Pasqua senza chiusure all'insegna del boom delle attività culturali. Adesso tra l'altro è proprio ripartita alla grande perché abbiamo tantissime prenotazioni di gruppi sia nei nostri musei, in particolare del Teatro Olimpico, ma anche ad esempio la mostra La Fabbrica del Rinascimento registra un'impennata di prenotazioni. Non solo, Vicenza sarà capofila per un progetto di valorizzazione che metterà in rete i siti UNESCO della regione. Una proposta della Regione che noi abbiamo tutti accolto, devo dire, con molto entusiasmo. Il sito UNESCO di Vicenza, che è Vicenza e le Ville Palladiane, è un sito importante, un sito difficile da gestire. Ci mettiamo in rete con tutti gli altri siti UNESCO della nostra bellissima regione per promuovere la grande bellezza del Veneto. Un progetto che partirà tra maggio e giugno di quest'anno, che vedrà giornalisti nazionali e internazionali, ma vedrà anche delle personalità aiutarci a raccontare la bellezza della nostra cultura, ma anche del nostro territorio.